professionale. Forse la stanchezza o una distrazione tra le cause della tragedia dello schianto dell'offshore al Lido di Venezia, con il tragico bilancio di 3 morti e resta ancora grave l'unico superstite. Mondo della motonautica in lutto per la tragedia e la morte del leggendario recordman di Lecco, l'amico cronometrista, ci sono sfrecciati davanti a un dramma inspiegabile. Rivedere le norme sulla navigazione in laguna, così il cordoglio alle famiglie delle vittime, il governatore Zaia, dramma inspiegabile per il sindaco Luigi Brugnaro. Il Consiglio di Stato ribalta la decisione del TAR del Veneto, il referendum sulla suddivisione di Venezia e Mestre in 2 comuni autonomi è legittimo. Renzi ed il nuovo partito, Italia Viva per ora arruola in Veneto soltanto la deputata di Portogruaro Sara Moretto, mentre invece il veneziano Ferrazzi resta nel PD. La bozza d'intesa sull'autonomia del Veneto è pronta per la firma del ministro Boccia già da lunedì, così il presidente Zaia a pochi giorni dall'incontro. A distanza di qualche giorno il prefetto si è recato dagli agenti del commissariato di Mestre per congratularsi dopo l'arresto del ladro seriale che agiva tra Mestre e Marghera. Buonasera dall'edizione veneziana dei TG di Antenna 3. In primo piano la tragedia nautica del Lido con i 3 morti e un ferito grave. È stato rimosso questa mattina l'offshore che si era in parte arenato ieri sera dopo lo schianto con la diga del Mose. Restano stazionarie gravi le condizioni dell'unico superstite. È stato rimosso e posto sotto sequestro dalla magistratura veneziana il motoscafo offshore semiaffondato ieri verso le 21 dopo essersi schiantato contro la lunata della bocca di porto del Lido di Venezia. Con la punta della prua emersa dall'acqua e 3/4 dello scafo sommersi su un fondale che lì è di circa 10 metri. Città in lutto oggi per la morte dei 3 piloti con il pluricampione già mondiale Fabio Buzzi, 76 anni, considerato designer degli scafi da corsa e guru dell'offshore, Luca Nicolini e il pilota britannico Eric Horm, tutti morti dopo aver raggiunto l'ambito record del mondo di percorrenza della Monte Carlo Venezia in meno di 19 ore senza sosta. Terribile la scena presentatasi ieri ai sommozzatori dei Vigili del Fuoco, che hanno faticato non poco a recuperare i corpi privi di vita dei piloti, come racconta lo stesso caposquadra intervenuto sul luogo della tragedia. I 3 componenti mancanti erano nel vano, nell'abitacolo di pilotaggio del motoscafo. Sott'acqua, assolutamente, una profondità di circa 5,5 metri. L'unico superstite, Mario Invernizzi, titolare dell'omonima azienda di rivestimenti e materiali edili, nell'impatto è stato sbalzato sugli scogli e soccorso, si trova ancora ricoverato in ospedale a Venezia con gravi traumi, tra cui quello più serio, quello toracico. Imprenditore che stamane è stato raggiunto dalla moglie Raffaella. Procure e capitanerie di porto indagano su quanto accaduto per ricostruire la dinamica della tragedia, dovuta forse a un malore, alla stanchezza, a distrazione o anche all'alta velocità. Sì, la velocità, soprattutto in prossimità di un porto, una velocità così elevata è comunque molto rischiosa. Lì è una zona particolare di approccio al porto perché vi sono queste lunate, che sono queste dighe foranee di supporto a tutta l'opera del Mose che si trova nelle bocche di porto e che in condizioni di oscurità rendono molto difficile l'atterraggio al porto perché si incrociano molte luci di accesso, verdi, rosse, e se non c'è una certa praticità, una certa conoscenza della zona ci si può sbagliare e imbucare la strada sbagliata. Amico di Buzzi era presente all'arrivo dell'imbarcazione al Lido, l'ha vista sfrecciare pochi istanti prima del drammatico incidente. Eravamo all'ormeggio nel punto previsto, all'ormeggio avevamo i motori in moto comunque, al punto previsto, e l'imbarcazione che doveva arrivare dritta verso di noi, quindi rendere visibile il rosso e il verde, l'abbiamo vista transitare dandoci solo la luce verde, quindi andava da sinistra verso destra. Quando è transitata a distanti da noi, ma davanti a noi, i cronometristi hanno rilevato il tempo e poi la barca è sparita
dietro la Lunata. Non vedendo più l'imbarcazione ci siamo mossi verso l'entrata sud tra la Lunata e la diga e abbiamo visto la prua che sporgeva dall'acqua con le luci dei pescatori che la illuminavano. Una tragedia immensa e al momento inspiegabile, della quale non riesce a darsi una ragione e che lo tocca da molto vicino, non solo perché era presente come giudice cronometrista, ma anche e soprattutto perché stava aspettando un suo amico. Gianni Darai è una figura storica della motonautica veneziana. La Monaco Venezia la conosce benissimo da decenni, quanto Fabio Buzzi. Un vecchio amico, ci conoscevamo da tanti anni, abbiamo incominciato quasi a fare la motonautica assieme, perché io ero un pilota come lui, abbiamo corso assieme, abbiamo passato una vita. Lui era conosciuto come l'Archimede pitagorico della motonautica perché ha inventato un po' di tutto, dalle barche veloci alle eliche, agli scarichi, ai siti ammortizzati. Era un continuo, un uomo incredibile. Gianni Darai conosceva anche gli altri 2 piloti deceduti che si alternavano alla guida con Buzzi, assieme al quale avevano appena battuto il record di percorrenza da Monaco a Venezia, abbassandolo da 23 a 18 ore e mezza. Lei si sarà già domandato 1000 volte che cosa possa essere successo ieri notte. Sì, non ci ho dormito. È riuscito a darsi qualche risposta, a formulare qualche ipotesi, visto insomma dell'esperienza anche di chi si trovava in barca in quel momento? Posso solo dire una cosa, erano arrivati. Quindi non c'è un'inchiesta in corso, come gli ho detto, e quindi saranno l'autorità che valuterà tutte le situazioni. Ed ora le reazioni del mondo politico locale alla tragedia dell'offshore. Nell'esprimere la vicinanza alle famiglie delle 3 persone che hanno perso la vita nell'incidente avvenuto a Lido, tra le più importanti figure istituzionali del nostro territorio ci si interroga su quelle che sono le regole della navigazione. Bisogna riprendere in mano tutta la partita della navigazione anche in laguna rispetto a tutto quello che sta accadendo e accade. È innegabile che a Venezia spesso si senta parlare di incidenti o le bricole, come è accaduto per la povera bimba, piuttosto che altre esperienze di scontri tra barchini o quant'altro. Direi che forse andrebbe rivista tutta la partita. Opinione condivisa dal sindaco Brugnaro e dal prefetto Zappalorto. Io metto del cordoglio per i parenti e per gli amici dei 3 scomparsi. Posso soltanto dire che sono persone che sperimentavano, ancora una volta non si sa cosa sia successo, quindi sono distratti, non so. Stiamo parlando di una barriera che è a mare e che è abbastanza grande, però probabilmente l'una, le condizioni meteo, non lo so cosa sia successo. Senz'altro il rispetto del mare, ancora una volta ripeto, il lavoro che la gente fa in mare è il più diversificato, tra cui c'è anche chi sperimenta i motori, le barche, in questo caso la velocità, lutto per tutti. Ecco, sono molti a chiedersi se sul fronte della sicurezza, delle misure di sicurezza sia stato fatto tutto. Lei sa rispondere a questo? No, non lo so, perché stiamo parlando appunto di una competenza che è, credo, della Capitaneria, nel senso che appunto è la difesa a mare della città, insomma, per cui sono acque di mare, non è successo in laguna, è successo fuori in mare questa cosa. E credo che comunque la sicurezza non è mai troppa, vale per chi conduce le barche, vale per chi costruisce le varie attività, nel caso specifico la lunata. Io penso che ci sia forse un errore umano, insomma, quasi sicuramente. In generale il discorso è quello della sicurezza che non è mai abbastanza, per la quale non vengono mai prese tutte le precauzioni del caso. Qui siamo di fronte a una gara di livello internazionale, credo, perché così mi è stato detto, ma non ho capito e non comprendo che cosa sia potuto succedere, come abbiano potuto andare addosso alla lunata di San Nicoletto. È una cosa... È una barriera recente? No, è una barriera che è segnalata da tutte le carte nautiche da anni, per cui dovevano sapere che lì c'era un ostacolo, ecco. Un grave lutto che colpisce il mondo dello sport italiano e della motonautica. L'elettronica deve controllare nel migliore dei modi la meccanica.
E con profondo sentito e sincero dolore che Assonautica piange i 3 piloti morti nel tragico incidente del Lido di Venezia che ha colpito lo sport italiano e la motonautica intera, scrive l'associazione. Oggi noi riteniamo che il futuro della nautica ci sia e sia entusiasmante ed è diretto non, come ho fatto per tutta la vita, nella direzione delle grandi velocità. Oggi è diretto nella direzione della grande efficienza. Fabio Buzzi, classe 1943, deteneva un palmarès davvero incredibile. Aveva vinto più di 10 titoli mondiali e le sue barche, nelle mani di altri piloti, hanno conquistato oltre 45 titoli iridati. E c'è chi dice che se la motonautica fosse una disciplina sportiva al pari della Formula 1, probabilmente la sua azienda di Annone Brianza sarebbe nota forse quasi quanto la Ferrari. È una soddisfazione enorme. Noi siamo andati in America e siamo riusciti a vincere un mondiale di fronte a 30 barche americane, tutto con motore a benzina, tutte più veloci. Fabio Buzzi, Luca Nicolini, Eric Holm, che Assonautica definisce 3 uomini esperti, appassionati di mare e di velocità, ci lasciano in un atto che resta parte dello sport, pur nel suo tragico epilogo, così nel post sui social. Il Consiglio di Stato, riformando la decisione del TAR del Veneto, ha dichiarato illegittimo il referendum consultivo sulla suddivisione del Comune di Venezia nei 2 comuni autonomi di Venezia e Mestre. Il Consiglio di Stato ha accertato che non sussistono illegittimità o inammissibilità del procedimento referendario. In particolare, dall'eventuale esito favorevole del referendum non discende automaticamente che il capoluogo della città metropolitana divenga Mestre per il maggior numero di abitanti e che a causa di questo effetto il referendum sia inammissibile. Il nuovo contratto collettivo decentrato dei circa 2.700 dipendenti comunali di Venezia è stato promosso dalla maggioranza dei lavoratori. Il sì ha vinto con il 76% referendum che si è svolto a partire dal 16 settembre tra i dipendenti comunali. Ed ora la bozza d'intesa sull'autonomia del Veneto. Lunedì il governatore Zaia incontrerà il neoministro Boccia. Sentiamo. Il governo è cambiato, la volontà di autonomia del Veneto no. Il progetto suggellato dal referendum del 22 ottobre 2017 continua, salvando il lavoro svolto finora e iniziando il dialogo con un nuovo interlocutore. La prossima settimana il neoministro per gli affari regionali, Francesco Boccia, sarà qui a ricevere dal governatore Zaia la bozza d'intesa. Abbiamo fatto tutti i lavori che dovevamo fare, i compiti per casa. Come dico io, il ministro Stefani ha fatto un lavoro strepitoso, adesso noi consegniamo al ministro Boccia non solo un resoconto di tutte le attività in maniera tale che non ci siano dubbi o dichiarazioni poi distorte a livello nazionale sul fatto che si è fatto o non si è fatto, cioè sono date, orari e riunioni fatte, elaborati prodotti, e dall'altro consegneremo anche ufficialmente al Ministro ovviamente la bozza d'intesa che noi siamo disposti a firmare già lunedì se volesse firmarla. C'è poi già un dato politico assodato che Zaia sottolinea con forza. Fino a pochi anni fa l'autonomia appariva una chimera, oggi è tra i temi in cima all'agenda politica nazionale. Prima del 22 ottobre 2017 dicevano che fare il referendum sarebbe stata un'utopia, l'autonomia era utopia e il risultato qual è? Oggi che noi parliamo di autonomia, che il governo parla di autonomia e che comunque l'agenda del governo e tutti gli angoli del paese parlano del progetto dell'autonomia. Questi non lo vorranno fare, si metteranno di traverso, arriverà qualcuno che prima o poi la farà, perché va a finire così, vedrete, ai posteri l'ardua sentenza, diceva Manzoni nel 5 maggio, sarà così. Intanto nel terzo incontro per le Olimpiadi Cortina-Milano 2026 che si è tenuto nel capoluogo lombardo non è uscito il nome del CEO che guiderà il comitato organizzatore dei giochi, se ne ridiscuterà al prossimo tavolo olimpico previsto alle Fiere di Verona il 7 ottobre. Per i giochi invernali si attende poi anche l'arrivo di una legge ad hoc dal Parlamento. Sì, la legge olimpica è proprio obbligatoria, deve esserci una legge approvata dal Parlamento che sancisce un po' le regole e le modalità di gestione di tutta la partita olimpica. Renzi ed il nuovo partito Italia Viva per ora arruola in Veneto solo la deputata di Portogruaro Sara Moretto. Italia Viva di Matteo Renzi arruola tra gli eletti in Veneto la deputata Sara Moretto che lascia il PD per seguire l'ex premier.
Il Partito Democratico sta facendo un lavoro legittimo sotto la guida di un segretario democraticamente eletto che ha scelto una strada di allargamento verso una certa parte di elettorato che è assolutamente necessaria, ma che credo debba essere integrata anche con una visione più liberale che guarda verso anche gli elettori moderati. Credo quindi che in questo contesto il progetto Italia Viva sia un'aggiunta, un di più che va a completare questo lavoro. Dopo Lucia Annibali, pesarese ma eletta nella circoscrizione Veneto 2, è la deputata di Portogruaro, l'unica veneta ad abbracciare il nuovo progetto politico creato da Renzi. Il senatore veneziano Andrea Ferrazzi, dato per vicino all'ex segretario, oggi ha comunicato con una nota che resterà nel Partito Democratico, decisione presa dopo essersi confrontato con chi sul territorio l'ha sostenuto. Resterò con convinzione nel PD che ho contribuito a fondare, scrive Ferrazzi, casa comune dei diversi riformismi e delle diverse culture politiche che credono nell'Europa unita e federale, nel patto atlantico, nella difesa e nella promozione della democrazia liberale, nel sostegno a chi rimane indietro, nella lotta contro le ingiustizie e nella solidarietà nei confronti di chi più soffre. Resta nel PD anche il deputato padovano Alessandro Zan. Si deve fare una sintesi per dare una risposta agli italiani che aspettano appunto la riduzione del cuneo fiscale, la riduzione delle tasse, una politica green, gli investimenti sulle imprese, c'è tanto lavoro da fare, dunque questa operazione che è diciamo di formazione di gruppi parlamentari diversi dal PD secondo me non ha senso e nemmeno mi entusiasma, per cui io rimango convintamente nel Partito Democratico perché penso che questa sia la scelta migliore per dare delle risposte ai bisogni delle persone, ai bisogni del Paese. Al termine di un rocambolesco inseguimento, i carabinieri di Spinea hanno arrestato un 34enne e denunciato la compagna 27enne per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, possesso abusivo di armi e di sostanze stupefacenti. L'auto su cui viaggiava la coppia non si era fermata all'alta di un posto di blocco mentre percorreva via Miranese a Chirignago intorno alle 2 di notte. Ed ora linea alla regia per la pubblicità. Ci vediamo tra poco. Eccoci nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Ladro seriale che agiva tra Mestre e Marghera. A distanza di qualche giorno il prefetto si è recato dagli agenti del commissariato di Mestre per congratularsi per l'arresto. Sentiamo. Quando succedono queste cose, quando ci sono queste operazioni che dimostrano spirito di sacrificio, intelligenza investigativa, io sono sempre il primo a fare i complimenti alle forze di polizia, in questo caso alla Polizia di Stato, che prendendo questo ladro seriale ha restituito serenità a un intero quartiere, a un'intera zona della città che era stata presa di mira da questo ladro. Oltre 100 i furti denunciati tra Mestre, Marghera e Spinea da gennaio a giugno, consumati nelle ore notturne ma anche di giorno, quando gli appartamenti erano vuoti. Il ladro, un abilissimo georgiano di 42 anni, apriva le porte blindate delle abitazioni con una semplice tessera di plastica, entrava e prendeva quanto possibile, poi come se nulla fosse si allontanava facendo perdere le proprie tracce. Non è stato semplice per gli agenti del commissariato di polizia arrestarlo, anche grazie alla collaborazione dei cittadini. Anche per questo il prefetto ha ritenuto doveroso un incontro che si è svolto proprio nella sede del commissariato di Mestre in via Carossa. I cittadini in questo caso tra l'altro hanno collaborato con le indagini, hanno dato una mano alla polizia, hanno aiutato, hanno dato un esempio a tutta la città di come si deve fare, dell'aiuto che è determinante anche per le forze di polizia, l'aiuto dei cittadini. È un esempio di self-administration, come dicono gli inglesi, di autoamministrazione. Il cittadino che difende se stesso chiamando la polizia, informando la polizia, dando tutti gli elementi che servono alla polizia per assicurare il risultato. Caffè letterari e delle scienze insieme per coinvolgere la cittadinanza mestrina a combattere anche la paura di vivere nel territorio. Coinvolgere i cittadini per combattere il degrado mestrino e allo stesso tempo dedicarsi alla cultura. È la nuova iniziativa dell'associazione Mestre Mia all'M9.
Uno stimolo per i cittadini di Mestre, ma non solo di Mestre naturalmente, perché si tratta di libri che parlano di argomenti molto diversi tra di loro, ma che comunque fanno parte proprio della vita di ognuno di noi, sia dal punto di vista storico che sportivo, letterario, culturale, e quest'anno c'è anche la poesia, per creare un'alternativa al fatto di stare a casa oppure di andare nei centri commerciali e non avere il contatto con la realtà e con veramente quello che è Mestre, e dando proprio uno stimolo ai nostri concittadini per poter fare qualche cosa di interessante e di intellettualmente qualificante. Ecco perché i caffè letterari sono stati uniti ai caffè delle scienze, così ognuno può scegliere il proprio ambito. Sono due filoni paralleli che però vogliono offrire alla città un'opportunità per, da un lato, avere delle occasioni di intrattenimento culturale e dall'altro conoscere anche delle realtà importanti del territorio, come nel caso del Caffè delle Scienze, il nuovo campus scientifico di Via Torino, che negli ultimi anni si è sviluppato e che costituisce oggi uno dei motori più importanti di sviluppo della città. Con la possibilità in abbinata di seguire un ulteriore percorso all'interno di M9 inerente all'argomento scelto. Permette ai visitatori, a chi sentirà le conferenze, poi di visitare il museo seguendo degli itinerari che abbiamo costruito ad hoc sulla base dell'offerta culturale, appunto, o scientifica o letteraria. Quindi ci sarà una selezione di alcune installazioni che affrontano temi quali il cambiamento climatico o l'innovazione tecnologica da una parte, e dall'altra quella, diciamo, più di storia locale, mestrina e veneziana. Un progetto didattico per educare le nuove generazioni al rispetto dell'ambiente, così una vecchia goletta di Lega Ambiente diventerà laboratorio didattico per tutti i ragazzi del Veneto. Pareva oramai destinata alla rottamazione, ora invece diventerà un'aula didattica per i ragazzi delle scuole venete. La storica goletta con cui Legambiente ha svolto l'attività di educazione alla biodiversità marina dal 1993 al 2016 diventerà una nave laboratorio nel Parco del Delta del Po, grazie ad un accordo sottoscritto a Palazzo Balbi dalla Regione Veneto, Legambiente, Fondazione Cariparo ed Ente Parco del Delta. Abbiamo scelto questo territorio perché si sono, come dire, allineati i pianeti. Qui c'è una regione che ha capito l'opportunità di ospitare un'imbarcazione che è famosa in tutto il mondo, c'è una fondazione, la Fondazione Cariparo, che ha capito l'importanza di questo progetto e ha deciso di fare un investimento culturale, educativo su questo territorio, e poi c'è un parco straordinario, il Parco del Delta del Po, che è, come dire, il luogo giusto per portare un'imbarcazione così importante come la Cattolica di Goletta Verde. L'imbarcazione attualmente ad Albarella sarà trasportata in un cantiere a Loreo dove verrà disalberata e trasformata in aula didattica. La durata prevista dei lavori è di 4 mesi. I ragazzi che verranno coinvolti in una prima fase saranno i ragazzi delle scuole elementari ed avranno l'opportunità di lavorare all'interno con i tecnici di Lega Ambiente all'interno di un laboratorio vero e proprio. Lì sarà attrezzato con microscopi, bussole eccetera, quindi dalle nozioni di navigazione a quelle più scientifiche di analisi delle acque, studio della fauna e della flora sottomarina, tutto legato alla biodiversità marina e alla questione che oggi è molto di moda, che è quella delle microplastiche. Inizialmente riservato agli studenti delle province di Padova e Rovigo, il progetto sarà poi esteso ai ragazzi di tutto il Veneto. Siamo molto contenti non solo del progetto nei suoi contenuti educativi e di stimolo al turismo colto, ma anche perché la governance in un certo senso, cioè questa iniziativa comune che vede insieme istituzioni pubbliche, la fondazione e istituzioni private, mi pare che sia esemplare di un modello che va adottato e diffuso anche in tante altre occasioni. Era questo l'ultimo servizio, vi ricordo l'appuntamento con 20:10 questa sera dopo i telegiornali, ospite di Ferdinando Avarino, Alessandro Luigi Bisato, segretario del Partito Democratico Veneto. Grazie per l'attenzione, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, arrivederci. Bentrovati al meteo. Tempo via via più stabile e anche soleggiato sul nostro territorio, ma vediamo il dettaglio di giovedì 19 settembre. Sul Veneto al mattino il cielo risulterà molto nuvoloso o coperto, ma in genere senza precipitazioni. Sarà più soleggiato invece a partire dal pomeriggio.
Temperature stazionarie minime tra 13 e 17 gradi, massime comprese invece tra 20 e 23 gradi. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, con molte nubi nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento invece durante le ore pomeridiane. Anche in questo caso le temperature saranno invariate, minime tra 13 e 17 gradi, massime tra 22 e 23 gradi. E il tempo si mantiene buono anche sul Trentino Alto Adige, ma anche in questo caso sarà molto nuvoloso al mattino, poi ampie schiarite soleggiate. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, massime tra 22 e 24 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.